Eccoci quindi pronti ad assistere a questa eccoci pronti allora, dicevamo, ad assistere a questa fantastica gara. Roseto con le nuove maglie, le nuove tenute del gioco, sempre targate Euro, che è il simbolo dello sponsor distributore di cellulari, telefonia mobile, principalmente della Nokia. E in campo i quintetti per l'Euro Roseto, appunto, Atruia, playmaker, Sims guardia, Boni ala, Josh Grant numero 4, alla forte, Lockhart pivot, dall'altra parte Tyus Edney. Intanto Atruia commette il primo fallo sulla contesa. Dicevamo dall'altra parte Tyus Edney con numero 5 in playmaker, poi Sergei Chikalkin come guardia, Denis Marconato con il numero 8 in pivot forte, Nakbar col numero 12, Bostian Nakbar in ala, si tuffa Mario Boni sul numero 15, Jorge Garbaiosa, che è l'ala forte della squadra, quindi un quintetto abbastanza tipico. Solitamente entrano al posto di Nakbar Riccardo Pippis, al posto di Garbaiosa Marcelo Nicola. In qualunque caso sono due cambi dettati probabilmente da esigenze che la squadra ha. Eccolo qua il contropiede, vola Stefano Atruia ed è il primo canestro della gara. Allora 2-0, primo canestro di questo incontro dopo mezzo minuto di gioco, lo ha realizzato uno Stefano Atruia lanciato in contropiede da Alvin Sims dalla parte opposta, ci prova Edney da 3, poi il rimbalzo è conquistato dopo diversi schiaffetti alla palla dai lunghi ospiti e c'è infrazione di passi commessa da Edney. Allora dobbiamo segnalare un errore da 3 punti di Tyus Edney ed uno da 2 di Sergei Chikalkin, poi l'infrazione di passi commessa da Edney e la palla riconquistata dall'Euro Roseto. Allora questa è proprio una partita molto molto particolare, sicuramente non facile da leggere per gli uomini di coach Impalloni. C'è fallo intanto di Bostian Nakbar. Bostian Nakbar, pensate un po', un ragazzino rispetto al suo dirimpettaio Mario Boni, per lui è il primo fallo. Si alza in sospensione Alvin Sims che non trova il canestro, commette fallo poi Mario Boni che spinge il suo diretto avversario, il numero 12 Bostian Nakbar. Restituita la cortesia a 3-2 per Mario Boni e il primo fallo. Gli uomini in maglia bianca non devono assolutamente sprecare falli perché è importante che possano arrivare fino alla fine in condizioni di ostacolare i loro diretti avversari. Intanto sbaglia da 3 Nakbar e prende il rimbalzo Josh Grant. Stefano Atruia cerca l'entrata, chiuso. Ecco Mario Boni, va dentro, non trova il canestro, ma c'è Josh Grant che prende il rimbalzo e segna. Va benissimo così Josh Grant, rimbalzo d'attacco e canestro dopo l'errore di Mario Boni in penetrazione. 4-0 il punteggio per Roseto dopo 2 minuti di gioco. Gira palla contro la uomo, infrazione di passi di Nakbar e finalmente vediamo un Pala Salava davvero super gremito. Non era stato propriamente così contro la Skipper Bologna, che Fortitudo, che era venuta qui a giocare il 23 dicembre in un appuntamento prenatalizio che vide poi soccombere. Intanto c'è il fallo di Tyus Edney che non tiene assolutamente Stefano Atruia. Dicevamo non era stato così in occasione della visita della Fortitudo Bologna, che era stata qui il 23 dicembre, aveva vinto
a Roseto proprio negli ultimi 3-4 minuti grazie a 2 triple di Goldwire e 2 di Jack Galanda, che avevano un po' tagliato le gambe agli uomini dell'allora coach Cavina. Tira da lontanissimo Stefano Atruia, non trova il canestro, poi Lockhart viene chiuso a rimbalzo. Azione ancora, ecco Garbajosa scarica su Cicalkin che trova il primo canestro ed è il 4-2 dopo 2 minuti e mezzo di gioco. Trova il primo canestro Sergei Cicalkin. Ecco Lockhart con la palla la restituisce a Stefano Atruia. Mario Boni si alza da 3 punti, tira un po' storto col corpo, intanto Edini non trova l'entrata, scarica fuori per un pallone che quasi veniva rubato dai rosetani. Cicalkin va al tiro, non lo trova ed è bravissimo a conquistare il rimbalzo. Pallone molto sporco quello giocato da Roseto ed alla fine ci pensa Josh Grant. Davvero un'azione molto sporca quella giocata dagli uomini di Impaloni. Intanto commette fallo Stefano Atruia, per lui è il secondo fallo, terzo di squadra, e noi torniamo a concludere così il discorso sul pubblico, che avevamo detto essere davvero molto numeroso oggi. Non diciamo che c'è il tutto esaurito, ma comunque probabilmente ci andiamo anche abbastanza vicini, perché davvero c'è tantissima gente. Infrazione di passi di Cicalkin e la terza palla persa per gli uomini in maglia verde di Mike D'Antoni, che stanno commettendo diverse piccole infrazioni comunque molto gravi. Ora Treviso sta giocando con i cambi continui in difesa sulla uomo. Mario Boni un'entrata di un soffio in mezzo a braccia altissime, quelle di Nakbar e Garbajosa, poi prende il rimbalzo da solo e va a segnare. Punteggio 9 Roseto, 2 Treviso. Fuori la palla Garbajosa che prova da 3 punti, non va, rimbalzo di Mario Boni che parte in contropiede. Eccolo Josh Grant, semigancio, non va, Mario Boni prende il rimbalzo, stoppatissimo. Peccato davvero, pensate, Josh Grant ha fatto un bellissimo contropiede, poi Mario Boni è andato a prendere il rimbalzo in attacco per Elvin Sims, intanto sulla transizione per bloccare la quale ha speso un fallo e ha la sua prima penalità personale. Allora noi dobbiamo segnalare questi errori. Cicalkin ora va dentro, scarica fuori su Garbajosa, fuori ancora Nakbar che trova il suo primo canestro. E il punteggio è 9-4. Alvin Sims batte 1 contro 1 Cicalkin e va a schiacciare. Tyus Edney ora cerca di entrare, non trova il pallone. Josh Grant contropiede, fuori Stefano Atruia, ancora fuori Mario Boni da 3 punti, non va. Peccato, non è stato un grande contropiede come scelta. Ora Tyus Edney perde un'altra palla, 2 palloni persi consecutivi ed è festa grande qui al Palace Lara con il pubblico che si alza. Infrazione di passi, giusta l'infrazione di passi, c'è time out con coach D'Antoni che va a chiedere il cambio, Nicola e Pittis pronti ad entrare. 11-4 dopo 5 minuti di gioco, con Roseto che addirittura si è potuto permettere il lusso di fallire un contropiede altamente spettacolare con pallone rubato sul primo dei 2 errori consecutivi di Tyus Edney, che aveva permesso il contropiede a tutto campo degli uomini di Impaloni. Contropiede concluso con un tentativo di alley up con Mario Boni che però ha passato il pallone troppo lungo a Sims l'ha rigirato fuori da Stefano Atruia. Stefano Atruia stava per tirare, l'ha scaricata fuori a Mario Boni, il cui tentativo di tiro da 3 non è andato a buon fine. Poi di nuovo palla recuperata da Josh Grant, ma possiamo anche dire che bravo Josh Grant, ma anche poco attento Tyus Edney alla seconda palla persa consecutiva. Mike D'Antoni ora va a spiegare
ai suoi uomini qualcosa per farli stare un pochettino più attenti ed ordinati. Ed ecco che è entrato col numero 7 Riccardo Pittis, capitano, bandiera storica di questa Treviso. Va a salutare l'arbitro alla Monica, uomini di cui sicuramente parleremo nel proseguo della telecronaca, entrambi fondamentali nella pallacanestro nazionale. La Monica, pescarese, Doc, ormai in assoluto tra i migliori arbitri di tutto il contesto internazionale. Intanto sbaglia Denis Marconato e Jan Lockhart senza nessun problema domina con grande stile l'area pitturata. Mario Boni va dentro, scarica su Josh Grant ed è canestro buono. No, c'è fallo di Lockhart su Denis Marconato. Sfortunato Josh Grant, la palla gira 2 volte sul ferro e poi commette fallo il numero 14. Ci sono 2 tiri liberi per Garbajosa, no, per Denis Marconato, che ha subito il fallo di Jan Lockhart, ma sbaglia Denis Marconato il primo dei 2 tentativi a sua disposizione. E dicevamo che appunto sono 2 uomini di grande importanza della pallacanestro italiana. Luigi La Monica, pescarese Doc, ormai è divenuto uno dei migliori arbitri internazionali, nonché chiaramente gli italiani. Lui giovanissimo ancora d'età e con tanta carriera ancora davanti. Si alza Mario Boni, che non trova neanche in questa occasione il canestro, un Mario Boni non particolarmente ispirato fino a questo momento nelle soluzioni. 1 su 5 da 2, 0 su 2 da 3. Tyus Edney va dentro e batte George Gilmore, che ha dato il cambio a Stefano Atruia. Tyus Edney 2 punti per lui, 11-7 per Roseto. La palla è per Alvin Sims, si alza male, ma c'è fallo di Garbajosa su Jan Lockhart. No, scusateci, è entrato Marcelo Nicola per Garbajosa, per lui è il primo fallo e terzo di squadra, come dice lo speaker. Palla persa su questo tentativo di Sims di servire Jan Lockhart, contropiede dei Verdi di Treviso. E gioco a 2 molto bello Pittis Marconato, che arriva come secondo rimorchio e va a segnare. 11-9. Quasi perdeva palla Roseto, Alvin Sims la tiene, 10 secondi per andare al tiro, scarica fuori su Jan Lockhart, George Gilmore segna. George Gilmore, primo tentativo e primo canestro per lui. 14 Roseto, 9 Benetton Treviso. Palla sotto su Pittis, che se la gioca 1 contro 1 su Mario Boni, il quale non lo fa tirare, alla fine riesce ad indurlo all'errore. Gilmore supera tutti in una transizione difensiva pessima da parte degli uomini di Mike D'Antoni, e va a tirare 2 tiri liberi George Gilmore. È uscito Edney ed entra Massimo Bulleri nelle file dei Verdi ospiti. Pensate, Massimo Bulleri vice player della nazionale dietro a Gianluca Basile. Intanto Gilmore segna il primo dei suoi 2 tiri liberi. Anche il secondo, 2 su 2 per lui, ritorna a più 7 a Roseto. Persona che invece era entrato prima e di cui vi parlavamo, intanto recupera una nuova palla, segna Mario Boni, recupera Josh Grant, Mario Boni va in contropiede servito da George Gilmore e segna
primo canestro su azione per lui, va bene così, si sblocca anche Super Mario che ha chiuso il giorno di andata in testa alla classifica dei marcatori sia per numero totale di punti segnati che per media partita. Pensate un po', questo 38enne eccezionale. Intanto Bulleri segna la bomba, buono anche il suo ingresso in campo come lo era stato per Gilmore, 18-12, 1 minuto e 41 alla fine, e noi continuiamo a seguire le gesta di questa Roseto davvero completamente trasformata, soprattutto per ciò che riguarda la difesa. Si alza Michael X, segna, lo speaker lo aveva confuso con George Gilmore, è stato Michael X ad alzarsi in sospensione a segnare, palla sotto e X commette fallo su Marconato. Ci saranno 2 tiri liberi per il pivot del Giro della Nazionale. Quindi per X primo fallo e primi 2 punti uno dietro l'altro, 1 minuto e 15, 2 tiri liberi per Denis Marconato, che dovesse segnare il secondo di questi 2 tiri sarebbe sostituito da Jorge Garbajosa, già pronto in panchina a dargli il cambio. Realizza il primo tiro libero Denis Marconato. Dicevamo invece di Pittis, entrato da 4 minuti sul terreno di gioco. Pittis, grande bandiera del basket nazionale, giocatore che ha accettato dopo 4 anni di tornare a vestire la casacca azzurra. Lo farà proprio in occasione del prossimi impegni del fine settimana del 26, quando appunto ci saranno 2 partite da affrontare in Slovenia e contro la Repubblica Ceca. Si alza intanto George Gilmore, non va a tiro corto, sostiene di essere stato toccato da Massimo Bulleri, per l'arbitro non è così. Attacca ancora la formazione ospite, palla sotto a Riccardo Pittis che cerca l'1 contro 1 con Mario Boni, lo batte, chiaramente gli dà ben 10-15 cm in più d'altezza, 10 cm diciamo, ci sembra, non di più. Non va questo tentativo da 3 di Mario Boni, davvero con le polveri un po' bagnate oggi. E Mario Boni commette fallo, il suo secondo fallo. 20-16, time out, bravissimo Bruno Impalloni a chiamare time out per riordinare le idee dei propri giocatori. Si riprenderà a giocare con 2 tiri liberi per Riccardo Pittis, 22 secondi alla fine di questo primo quarto di gioco, l'ultimo pallone sarà giocato, ce l'auguriamo che ciò possa avvenire per un rimbalzo conquistato dopo l'errore al tiro libero di Riccardo Pittis, che non è certo un precisissimo da lunetta. E ultimo pallone in mano a Roseto dopo che saranno appunto questi 2 tiri liberi di Pittis per la Benetton Treviso. Proprio Pittis, che è stato richiamato in nazionale dopo 4 anni, la vestirà dicevamo nel weekend del 25-26 di gennaio di questo mese nel doppio impegno della nazionale, che possiamo comodamente configurare come uno dei 2 artefici di uno scontro nello scontro, nella partita, perché lui e Mario Boni si marcano, sono 2 ali, sono 2 che hanno fatto grande la nostra pallacanestro, che hanno fatto innamorare i ragazzini di questo sport e che oggi se le giocano nell'1 contro 1 da una parte e dall'altra. Mario Boni con qualche centimetro di meno ma tantissima intraprendenza in più per cercare sempre l'arresto e tiro, la penetrazione, i falli per poi andare in lunetta e tiri liberi, e Pittis che invece è diventato abilissimo nello spostarsi sotto canestro, giocare anche schiena a canestro in posizione di pivot basso per sfruttare il suo match-up col diretto avversario, anche oggi a suo favore di una decina di centimetri, ed è comunque un grandissimo difensore, abile nel recuperare i palloni. Per Pittis 1 su 2, ultima azione di Roseto, 20 secondi, vediamo cosa succede. Allora dobbiamo segnalare l'1 su 2 di Pittis, 20-17 in favore di Roseto, che ha la palla in mano e deve giocare l'ultimo pallone. Eccolo qua George Gilmore, l'avevamo detto, Pittis molto abile nel rubare palla, lo fa e segna il canestro del -1. Si conclude il primo quarto di gioco, 20 Roseto, 19 Treviso. È
stato sicuramente un primo tempo contrassegnato da una grandissima partenza degli uomini in maglia bianca di Bruno Impalloni, uomini che hanno dovuto anche lottare contro la pessima vena di tiro, perlomeno in questo primo quarto di gioco, del loro fromboliere principe Mario Boni. Naturalmente un Mario Boni che non può essere sempre l'autore di tutti i tiri, di tutti i punti di questa squadra, e che deve essere ben supportato dai suoi compagni di volta in volta. È stato così comunque perché Roseto ha segnato ben 20 punti in questo primo quarto di gioco, ne avrebbe anche subiti probabilmente di meno di 19, che poi alla fine riporta il tabellone al primo intervallo. Non è stato così solo perché negli ultimi 2 minuti pensate all'ottavo si era sul 20-12, negli ultimi 2 minuti dicevamo c'è stata qualche distrazione di troppo, soprattutto qualche circolazione di palla non estremamente efficace. Mancano 40 secondi alla ripresa del gioco. Ed eccoli i quintetti che scendono in campo per questo secondo quarto di gioco. È entrato anche il numero 6 Mario Stoic nella Benetton Treviso, ottavo uomo a scendere in campo. Intanto il pallone va sul viso di Alvin Sims che non riesce a controllarlo. Per quanto riguarda dicevamo la formazione rosetana, invece c'è stato un cambio, restano insostituibili Lockhart e Grant nel reparto lunghi. Sims è rientrato per dare qualche attimo di fiato a Mario Boni, con Bulleri che pressa a tutto campo George Gilmore. Un George Gilmore al momento un pochettino imballato, ma che avrà tutto il tempo di riprendersi, di farci vedere le solite cose belle a cui lui ci ha abituato. Grande palla di Josh Grant sul backdoor di Alvin Sims, che sotto canestro brucia il suo diretto avversario, proprio quel Mario Stoic di cui parlavamo, e va a segnare con uno schiaccione stratosferico, quindi più 3 per Roseto. Si alza Marcelo Nicola che non trova il canestro, c'è Josh Grant che prende il rimbalzo e poi abile a non passarla subito a Gilmore, marcatissimo da Bulleri. X sempre in campo per Marcelo Nicola, il primo errore del tiro da 3, lui molto bravo a tirare da 3, gioco a 2, Gilmore Lockhart che segna, deposita il pallone, primi 2 punti per lui. Domenica scorsa contro la Coppa Nord-Est Trieste ci aveva fatto vedere anche una grande prestazione in attacco, il pivot Bamense. Ora c'è fallo di Alvin Sims, secondo fallo su Pittis. Pittis indubbiamente è l'uomo di più difficile marcatura, perché ha una stazza fisica difficile e non pari a nessun uomo in forza a Bruno Impalloni. Tiro da 3 punti di Stoic senza copertura adeguata sul tagliafuori, poi segna Bulleri da 3. Per Bulleri la seconda bomba consecutiva. Peccato questa mancata attenzione sul rimbalzo. E intanto Alvin Sims gira per il campo, come dice lo speaker, va a trovare la terza schiacciata consecutiva. Ora è Garbaiosa che segna da 3 punti lunghi, davvero incredibilmente atipici per Mike D'Antoni, perché sanno tirare benissimo da 3. Ecco Sims, non segna per un soffio, lo commette Mario Stoic. Primo fallo per la guardia ed è
entrato Tyus Sedney, l'americano di 177 cm, per Stoic, che giovane, probabilmente a freddo, la giovane guardia croata non è riuscito a trovare le adeguate contromisure per Alvin Sims, il quale lo ha bruciato 2 volte su 2, andando, anzi 3 volte su 3, 2 volte a schiacciare e una volta questa costringendo al fallo e quindi andando in lunetta per il 2 su 2, che porta Roseto a quota 28 e Treviso a quota 25, sempre avanti finora la formazione padrona di casa. Sbaglia Jorge Garbajosa da 3 punti, Alvin Sims riporta la palla in avanti, la dà a Michael X, Monti, ecco, la dà Josh Grant, quasi perdeva palla Roseto ed ora subisce fallo Josh Grant da Riccardo Pittis. Va bene così, qualche piccola difficoltà dobbiamo dire nel girar palla contro la uomo molto aggressiva da parte degli uomini di Mike D'Antoni. Prepara di nuovo Nakbar Mike D'Antoni, segna intanto Josh Grant il primo tiro libero della sua gara. Roseto finora 5 su 5 tiri liberi. Eccolo qua, non ho portato bene con la citazione di questa statistica finora altamente positiva. Nicola sotto a Pittis, bellissimo questo alley-oop, ma in fin dei conti non dobbiamo dimenticare di essere di fronte alla formazione che è prima in classifica, e non lo è certo casualmente, è la formazione che ha rivoluto in panchina Mike D'Antoni, l'uomo che ha fatto un grande slam qui a Treviso in Italia. Fallo intanto Garbajosa su Grant, Garbajosa primo fallo per lui, 2 tiri liberi per Josh Grant, 29-27. Esce Marcelo Nicola e rientra Nakbar nelle file della formazione ospite. Dicevamo, non dobbiamo dimenticare che questa Benetton è prima in Italia, prima in Europa nel suo girone di Eurolega. È una formazione che gioca un basket estremamente bello, perché fa spettacolo, segna, gioca con i suoi esterni, con i suoi lunghi molto atipici che sono in grado di salire fino alla linea dei 6,25 per andare a segnare senza problemi. Ora Bulleri sbaglia, Gilmore viene stoppato in contropiede, X ruba la palla, non deve sbagliare questo contropiede, Sims sbaglia e c'è fallo di Garbajosa. Guardate Josh Grant che va a dire al pubblico di applaudire lo stesso. Secondo fallo di Garbajosa, azione incredibile da parte di Roseto, pensate un po'. Grant aveva recuperato la palla, era andato in contropiede fornendo il pallone a Gilmore, il quale era stato stoppato nel suo tentativo di sottomano rovesciato. Dopodiché c'era stata un'altra palla recuperata in cooperazione da X e Gilmore da dietro X poi nel conquistare il pallone. Guardate ora l'1 contro 1, X contro Tyus Sedney, scarica fuori su Alvin Sims, si alza da 3 punti, segna. Un Sims che non tira quasi mai, quando lo fa con grande precisione. Più 7 Roseto, 6 minuti alla fine di questo secondo quarto e 34 Roseto, 27 per Treviso. Bulleri con la palla, quasi gli va fuori, la ruba George Gilmore, contropiede, segna George Gilmore. Richiesto da Mike D'Antoni, estremamente arrabbiato con Josh Grant che chiama la standing ovation dal pubblico, il quale non si fa pregare 2 volte. Sentite che baraonda in sottofondo, di certo non vi manca neanche dai vostri teleschermi l'apporto che sa dare questo fantastico pubblico, uno dei pochi ad essere sempre così presente immancabilmente in ogni occasione.
quindi c'è stata un'altra palla persa da parte degli uomini di Mike D'Antoni, certamente più che distratti in questo inizio di gara di fronte ad un Roseto che invece gioca come se fosse davvero una finale di Eurolega, una finale di Coppa del Mondo. Deve fare così perché Roseto è una piccola, tra virgolette, squadra la quale per ottenere i propri obiettivi, per raggiungere quei playoff tanto agognati e migliorare l'impresa dello scorso anno, deve assolutamente giocare sempre al 1000%. È rientrato intanto Mario Boni per Michael Hicks, Michael Hicks ha dato un buonissimo apporto con un canestro su un tentativo in attacco, 2 assist e soprattutto 2 o 3 palle recuperate. Edney cerca l'1 contro 1 contro George Gilmore, Pittis scarica fuori su Marconato che va a segnare dai 4 metri. Marconato segna e quindi mancano 5 minuti e 20 secondi, più 7 per Roseto, massimo vantaggio il più 9 del 36 a 27. Mario Boni si alza e segna, vede rientrato molto rinfrancato Mario Boni, si nota subito quando un giocatore appena rientrato riesce a segnare, significa che il cambio gli ha fatto bene. C'è fallo di Josh Grant. Mario Boni intanto è andato a dire qualcosa all'arbitro Tullio di fermo. Per Grant è il primo fallo. Dicevamo che si nota immediatamente quando un giocatore esce rinfrancato dal cambio. Attenzione, ora vediamo lo spettacolo ed è Alvin Sims che va a schiacciare, 4 schiacciate per lui. Incredibile. Alvin Sims 4 schiacciate, i suoi 4 canestri da sotto sono corrisposti sempre a 4 schiacciate. Probabilmente per Tyus Edney è un vero incubo. Ora sbaglia anche Marconato, ancora fuori. E schiaccia ancora Alvin Sims. Veramente non ce n'è per nessuno. Carissimi amici, noi stiamo vivendo attimi di grandissima emozione ed entusiasmo. È spettacolo assoluto. Fallo di Max Monti. Fallo di Max Monti, primo fallo, scusate ci siamo distratti un attimo perché ci è sembrato di capire che ci sia stato qualche malessere in tribuna, qualcuno si deve essere sentito male, abbiamo visto chiamare immediatamente i soccorsi, ci auguriamo nulla di grave. Realizza il primo tiro libero, anche il secondo, e davvero Sims ha fatto cose incredibili, 3 contropiedi di seguito, pensavamo fosse il massimo vantaggio quel. Intanto Nakbar commette fallo su Mario Boni, non riesce a dargli dietro, ci sono 2 tiri liberi su questa sanzione. Esce Josh Grant, gli dà il cambio Ian Lockhart, grande Josh Grant. Mario Boni va a realizzare il primo dei suoi 2 tiri liberi, il fallo di Nakbar era il secondo. Intanto dicevamo che dal più 9 del 36-27, quando mancavano 6 minuti e pensavamo fosse il massimo vantaggio, si è passato ed ora vedete che l'arbitro alla monica ha chiesto l'interruzione del gioco perché c'è il canestro che è piegato, si è probabilmente leggermente incrinato, si è spostato con l'ultima schiacciata di Alvin Sims e quindi l'arbitro ha richiesto che venisse ripristinato nella sua posizione originaria. Vediamo un attimino che cosa succederà.
Dicevamo allora che Sims è stato in assoluto l'artefice di questo grande break operato dagli uomini di Bruno Impalloni, dal +7 del sesto minuto fino al +13 sul 42-29, massimo vantaggio finora di questa gara. Ecco, vedete il custode del Palasport che provvede a spostare leggermente il canestro, e sul 43-31 con Mario Boni che deve ancora effettuare un tiro libero si va a ripristinare la giusta misura del canestro. I tifosi sono in gran festa, stanno provvedendo a sventolare i loro vessilli. I giocatori che cercano di non raffreddarsi. C'è, come era già accaduto anche domenica scorsa, Valerio Bianchini nel parterre de Rouen, dove appunto sono posizionati sia i giornalisti che gli ospiti della società rosetana, e dicevamo appunto che c'è lui, già da domenica scorsa ha affermato a più riprese di essere qui soltanto in veste di ospite del patron Martinelli, di volersi godere quello spettacolo che l'anno scorso lo vide quasi sempre presente al Palatricale di Chieti nella seconda parte della stagione, nelle vesti di supervisore, di manager di questa società. Poi il rapporto non poté continuare, anche perché Valerio Bianchini ebbe qualche problema di salute, poi fortunatamente conclusosi nel migliore dei modi proprio prima del periodo natalizio, diciamo ottobre-novembre, nell'autunno di questa stagione. Ma la cosa fortunatamente non ha comportato nessun problema per lui, e siamo lieti perché resta sempre il batto della pallacanestro italiano, l'uomo che ha vinto 3 scudetti in 3 piazze diverse, e quindi dicevamo ben venga questa sua presenza qui, se ciò può servire a catalizzare ancora più l'attenzione e la concentrazione dei ragazzi in maglia bianca-azzurra, che comunque, bisogna dire la verità, è sempre molto alta, lo è ancora di più da quando c'è stata tutta la querela per l'allenatore che ha portato poi all'esonero di De Miscalina, il giovane coach bolognese Emiliano, che ha dovuto alla fine pagare in prima persona lo scotto di 5 sconfitte consecutive, e soprattutto ha pagato la sconfitta in casa con la Viola, Reggio Calabria. Si riprende quindi a giocare, deve effettuare il secondo dei 2 tiri liberi per il fallo subito ad opera di Nakbar Mario Boni. Il primo è andato dentro, vediamo cosa farà con il secondo. Non va, però c'è Lockhart che tocca la palla e fa in modo che lui la possa rigiocare. Succedono queste cose quando si deve fermare per 2-3 minuti durante una fase agonisticamente molto calda. Speriamo che ciò non comporti nulla per il Roseto. Grande tentativo da 3 di Gilmore, che se fosse andato a segno avrebbe sicuramente ancor più infranto la capacità di riprendersi degli uomini in maglia verde trevigiana. Invece Gilmore non è riuscito a trovare il canestro. Ora Roseto è passata a zona, è una 2-3 o 3-2, adesso la vedremo man mano che l'azione continuerà ad andare avanti. Intanto Cicalkin commette l'errore al tiro e Gilmore può riportare avanti la palla dopo il rimbalzo di Sims. Dobbiamo segnare un altro 0 nel tabellino di Cicalkin, che si trova a 1 su 4 complessivo al tiro. Ecco Mario Boni, scarica fuori su Max Monti, gli ridà la palla, marcato sempre da Nakbar. Grande assist di Mario Boni su Max Monti, che va a schiacciare. E davvero, quando noi vediamo Mario Boni, per antonomasia il giocatore che vuole sempre la palla per tirare, servire questi assist al bacio per i suoi lunghi, davvero ne siamo estremamente felici. Ora lo stesso Max Monti si distrae un attimo.
e vedete Jan Lockhart come va a parlare con Mario Boni. Noi pensiamo di aver letto le parole proferite da Lockhart a Mario Boni. Mario Boni se l'è presa con Max Monti per non essere stato pronto a girarsi ad aiutare sulla penetrazione di Nakbar. Max Monti c'era rimasto probabilmente un pochino male, soprattutto non è il caso che si demoralizzi per queste cose. Jan Lockhart è andato lì tra i due, ha rincuorato Max Monti con una pacca sulla spalla e ha detto a Mario Boni non ti arrabbiare. Lui ha capito l'errore, la prossima volta sicuramente non ricadrà in questo sbaglio. Eccolo Mario Boni marcato da Nakbar, si alza Mario Boni e segna. Assolutamente impossibile per Nakbar tenere Mario Boni. Quando Mario Boni vuol giocare, nessun ragazzino di 20 anni è in grado di fare qualcosa contro di lui. Intanto Nicola è bravo a trovare il libero Marconato che va a segnare. Marconato 9 punti, miglior realizzatore dei suoi, sempre a uomo la formazione trevigiana. Ora Max Monti non riesce a tenere il pallone che gli era stato toccato comunque dal suo diretto avversario. Più 12 per Roseto, 1,47 al termine. Tyus Edney scarica fuori per Cicalkin, si alza da 3 punti, non trova il canestro, il rimbalzo è di Max Monti che apre per George Gilmore, il quale va in contropiede. 1 minuto e mezzo alla fine, più 12 per Roseto. Cari amici che siete in visione e ascolto sui nostri teleschermi, Franco Francia vi può dire una cosa che assolutamente non può essere contraddetta. Roseto è diventata una vera squadra che difende con tutte le proprie forze e su questo non c'è assolutamente possibilità di discutere. Intanto cambio Gilmore a Truia nelle file del Roseto, i due play si alternano, escono Marconato e Cicalkin che assolutamente non ha detto nulla in questa gara. Marconato che deve uscire perché ha commesso il secondo fallo, è stato anche l'unico a non uscire nei primi 19 minuti. Ha commesso fallo su Mario Boni che tagliava a centro area. Mario Boni che fa 2 su 2, 11 punti per lui già in doppia cifra, più 14 per Roseto, ultimi 90 secondi di gioco di questa prima parte di gara, dopodiché si andrà con la sirena all'intervallo. Perde un'altra palla Tyus Edney che non riesce a trattenerla e riesce invece a portarla poi avanti Mario Boni che la dà a Stefano Truia, il quale scarica su Alvin Sims. Con calma devono giocare questo pallone. Ancora Alvin Sims sta a 3 punti, non va questa bomba, quasi prendeva il rimbalzo Mario Boni, non è così, peccato, sbaglia Sims dall'angolo e Nakbar segna. Deve stare attentissima Roseto, 49-37. Deve assolutamente tenere il vantaggio il più possibile. Brutto movimento questo di Stefano Truia che però va a prendere il rimbalzo, poi commette fallo Marcelo Nicola. Peccato davvero, Truia pensate ha sbagliato il tiro, esce Max Monti e rientra Josh Grant per questi ultimi 22 secondi difensivi, nei quali più che la fisicità di Max Monti serve certamente la abilità tecnica e tattica di padre Josh. Intanto Lockhart segna per Nicola il secondo fallo. Pensate un po', sfortunato davvero a Truia, aveva sbagliato il primo tiro un po' forzato, poi si era ritrovato col pallone in mano per il rimbalzo, non era riuscito però a concretizzarlo in retina con un facile tentativo da sotto. Lockhart poi però ha preso il terzo rimballo subendo fallo da Nicola e ha fatto 1 su 2. Ora Tyus Edney cerca l'entrata, mancano 6 secondi, va sotto, stoppato da Josh Grant. Tyus Edney, vediamoli questi ultimi 3 secondi e 2 decimi, più 13 per Roseto, 50-37. Cerca la palla sotto, la tocca col piede, pensate un po', Pittis la passata sul piede di Garbajosa. Vediamo se Roseto fa canestro in 2 secondi e 06.
Ecco Stefano Atruia, tentativo di tiro, per un pelo non va, bravissimo Stefano Atruia, avesse fatto anche questo canestro sarebbe stata grande festa. Punteggio 50 per Roseto, 37 per la Benetton Treviso, ma quello che noi possiamo dirvi è che se nel primo tempo Roseto aveva subito 19 punti, di cui 7 negli ultimi 2 minuti, in questo secondo quarto è stata gran difesa. Vi lasciamo per lo spazio solito della regia, tra pochi minuti torneremo per la seconda parte di gara. Ripetiamo il punteggio: Euro Roseto 50, Benetton Treviso 37, dal Palasalara. A risentirci tra pochi istanti come sempre da Franco Franci. Vi offriamo un tocco di classe. Dario Divani produce divani anche su misura, tende, tappezzerie, letti imbottiti e in ferro battuto, camerette bimbi, complementi. Dario Divani, in via Menotti 18 e in via Fiesole 1 ad Alba Adriatica. Tende da sole, tende per interni, cornici per quadri, pavone, tenda in via Nazionale 97 a Roseto degli Abruzzi. Con eleganza, Iezzi Cucine ad Atri, www.iezzicucine.it. Serve un calmante? Pompea. Non strappa, non stringe, non stressa. E riprendiamo, cari amici, in visione in ascolto sui nostri teleschermi per questa seconda parte dell'incontro valevole come prima giornata di ritorno appunto della regular season tra Euro Roseto in maglia bianca che attaccherà verso la curva nord dei beniamini dei focosissimi ultrarosetani e Benetton Treviso, capolista del torneo in maglia verde, che attaccherà invece verso l'altra curva del Palasalara che davvero questa sera presenta il maggior numero di spettatori che mai sia stato appunto qui presente al Palasalara nel corso della stagione. Nelle 9 precedenti gare giocate in casa, questa è la 10ª, casalinga 6 vittorie e 3 sconfitte, le 3 sconfitte venute contro la Scavolini Pesaro nell'esordio casalingo di questa stagione, contro la Skipper Bologna la domenica di Natale e contro la Viola Reggio Calabria la domenica di Capodanno. Prima palla conquistata da Roseto che, per chi si fosse messo solo ora dinanzi ai teleschermi, conduce, pensate un po', contro la squadra che è prima in classifica con il punteggio di 50-37. Cicalchin da palla Garbaiosa che va a segnare e subisce anche fallo di Sims. Terzo fallo di Alvin Sims che ci ha davvero deliziato nel corso del primo tempo con, pensate un po', 4 schiacciate consecutive che hanno dato il là al break, al fantastico break di 10-2 che ha consentito a Roseto di prendere davvero il largo nei confronti della squadra ospite. Intanto Garbaiosa segna anche il tiro libero aggiuntivo e porta i propri compagni a soli 10 punti di distacco dai padroni di casa. Quintetti in campo per quanto riguarda Roseto, ma anche per quanto riguarda Mario Boni. Ruba palla a Cicalchin che in contropiede non riesce assolutamente a tenerlo, mentre dall'altra parte Alvin Sims va in contropiede e segna. Va veramente tutto bene così. Ora Taio Sedni sbaglia e prende un rimbalzo Josh Grant. Mario Boni ancora con la palla.
se la gioca, poi la perde, finisce quasi fuori la stessa palla, Cicarghin in contropiede, un po' di confusione in campo in questo momento. Nakbar da 3 punti, non va, tiro corto. Ed è davvero grande stato confusionale per gli uomini del mitico coach D'Antoni. E a Truia ora gira la palla. Dicevamo che entrambi i quintetti si sono ripresentati con gli uomini dello starting five. Sfortunatissimo Mario Boni, al quale gira proprio il pallone. Grande stoppata di Josh Grant su Garbajosa. Ed è un Roseto che difende sempre meglio. 52-40 dopo 2 minuti e 20 di gioco, tanti errori in attacco, ma anche tanta concretezza. C'è fallo di Jan Lockhart. Pensate un po', Sims è stato stoppato, il pallone però è arrivato a Grant, il quale ha tirato male in maniera scomposta, poi Lockhart nel tentativo di prendere il rimbalzo d'attacco ha commesso fallo. Dicevamo grande confusione in campo, sicuramente, su questo non ci sono dubbi. Sono stati finora 2 minuti e mezzo conditi da tantissimi errori, ma anche Cicarghin sbaglia ancora e c'è il rimbalzo di Mario Boni. Per Cicarghin è il secondo errore dalla linea di 6-25. Roseto continua a gestire 12 punti di vantaggio. Josh Grant si libera e va a segnare sulla difesa di Garbajosa. Josh Grant sempre estremamente utile nei suoi movimenti, nel suo stare in campo con tanta umiltà, in silenzio, diciamo quasi con discrezione. Nakbar non trova assolutamente soluzioni adeguate, perché Mario Boni lo tiene in maniera splendida. Garbajosa sbaglia da 3 punti, poi però c'è un tocco di Jan Lockhart che fa finire il pallone fuori. Eccolo Tayo Sedney, va dentro, subisce fallo da Mario Boni. Giusta questa decisione, Mario Boni non protesta. Per non protestare Mario Boni significa che davvero il fallo c'è. E il terzo fallo per Mario Boni, lui e Alvin Sims hanno 3 falli. Nella Benetton Treviso non c'è nessuno che ha questa situazione, devono stare quindi attenti Sims e Mario Boni a non veder pregiudicata la loro prestazione difensiva, soprattutto da eventuali infrazioni commesse. Ecco, Garbajosa scarica fuori su Nakbar che non trova il canestro, ancora Nakbar scarica fuori su Garbajosa, tiro non va, rimbalzo di Lockhart e ora la palla se la gioca Roseto. Jan Lockhart con la palla, la gira su Alvin Sims. Stefano Truia si alza dai 6,25 e segna. Stefano Truia, prima bomba per lui, 1 su 3. 57-40 per Roseto, più 17. Tayo Sedney si alza, non va, completamente fuori partita il piccolo play americano che tanta maturità ha dimostrato in questo suo ritorno a Treviso dopo che 2 anni fa si era rivelato un grandissimo giocatore ma un po' incosciente nelle scelte di gioco. Palla sotto, 3 secondi di Lockhart. La Monica fischia 3 secondi. Lockhart in effetti aveva cercato lo smarcamento, rimanendo troppo tempo al centro dell'area. A 5 minuti e 34 c'è time out richiesto da Mike D'Antoni con il massimo vantaggio per Roseto. E possiamo dirvi sicuramente che questa Roseto cresce a vista d'occhio, migliora senza grandi patemi ad ogni gara.
Se è vero che aveva subito una brutta sconfitta, un brutto incidente di percorso contro la Viola Reggio Calabria e che fuori casa non riesce a dare tutto quello che invece qui al Pala Salara ci fa vedere in ogni occasione, è anche vero d'altro canto che i problemi erano principalmente quelli difensivi ed ora indubbiamente sono 2 gare che vediamo miglioramenti immensi, grande crescita. Il pubblico ora ce l'ha un po' con la Monica, gli starà probabilmente rinfacciando che è di pescare, ma non deve fare così. Luigi La Monica è un ottimo arbitro, non pensiamo certo che abbia voluto far scena di protagonismo fischiando questa infrazione. Tyus Sedney va dentro, non trova il canestro, sbaglia davvero di tutto. Ecco Stefano Truia. Alvin Sims contro Garbajosa, gira bene la palla con calma Roseto, ancora 7 secondi per andare al tiro, ci va con Stefano Truia che segna, bravissimo Stefano Truia a girare per tutta l'area e a trovare alla fine lo spazio per segnare. Mike D'Antoni ha cambiato praticamente tutti, ora Riccardo Pittis prende palla, sotto canestro sbaglia, poi sul rimbalzo d'attacco di Garbajosa e Josh Grant a commettere fallo. Per Josh Grant si tratta del secondo fallo, per Pittis il primo errore di sua azione, 2 tiri liberi per Garbajosa. Dicevamo coach Mike D'Antoni ha cambiato un po' tutti, ha messo Nicola per Marconato, Mario Stoic per Nakbar e Riccardo Pittis per Cicalkin. Gli esterni Trevigiani non riescono assolutamente a far nulla, Garbajosa fa 1 su 2. Roseto ha 18 punti di vantaggio. Sims sbaglia, c'è fallo fischiato a Josh Grant. Peccato davvero, Josh Grant, secondo e terzo fallo in un attimo, 2 tiri liberi per Marcelo Nicola. Sims ha sbagliato una facile conclusione e il secondo errore per lui dopo ben 5 centri consecutivi, di cui 4 sono state schiacciate in contropiede. Si è concesso il lusso di un errore, un Alvin Sims sicuramente in gara per il titolo di MVP di questo incontro. Intanto Marcelo Nicola segna il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione, tiri liberi assegnati non per aver subito il fallo in attacco ma solo perché è stato raggiunto il bonus da parte di Roseto. Sbaglia il secondo Marcelo Nicola, il rimbalzo di Roseto. Ora è passata a zona la formazione di Treviso, fallo di Riccardo Pittis. C'è stata l'entrata di Alvin Sims che alla fine ha scaricato su Josh Grant non trovando la possibilità di tirare. Il pallone è arrivato a padre Josh che ha segnato subito fallo e quindi ora anche il tiro libero aggiuntivo che va a segnare. Più 20 Roseto, clamoroso qui al Pala Salara. La finora piccolissima, non diciamo Cenerentola, ma comunque non granché Roseto sta stradominando contro Treviso, prima in classifica e prima anche in Euroleague. Mario Boni dall'angolo, 3 punti, non va, quasi rimbalzo di Josh Grant. Time out richiesto immediatamente da coach Impalloni perché c'è stata la difesa a pugno chiamata, che è una 3-2 molto adattata da parte di Treviso per riordinare le idee e mantenere la calma con tutti questi punti di vantaggio. Allora dicevamo intanto che Josh Grant ha segnato e poi ha segnato anche il tiro libero aggiuntivo sul fallo che era stato di Riccardo Pittis, il primo. Dalla parte opposta Garbajosa
ha segnato dopo il tap-in perché aveva sbagliato il primo tentativo. Intanto il pubblico è sempre più festante. Un Mario Boni che, pensate un po', ha segnato 11 punti ma ha fatto 0 su 6 da 3 punti, quindi anche quando Mario Boni non riesce a trovare tanto la via del canestro, ora c'è davvero una squadra a supportarlo. Ecco la difesa, 3 è entrato Bulleri per Edney nelle file del Treviso. Vedete una difesa 3-2 con i due lunghi che salgono e si muovono molto a seguire quasi a uomo i loro avversari. Josh Grant, Mario Boni va dentro, scarica fuori, Stoic ruba la palla, c'è un'infrazione di passi non rilevata questa volta dai direttori di gara. Riccardo Pettis va in dai e vai dietro la schiena del suo avversario, riesce a segnare. Canestro di Riccardo Pettis, sempre più 16 Roseto, che ora però deve trovare le giuste contromisure contro questa difesa. Eccola qua, la contromisura è una sola, le bombe contro la zona, ci vogliono i tiri da fuori e Roseto con Atruia, Boni e Gilmore, ma anche Josh Grant non ha certo paura. Eccolo qua, Atruia prende il rimbalzo sull'errore da 3 di Nicola, scarica fuori a Mario Boni che ora tiene la palla, bravissima Roseto. Più 19, 2 minuti e mezzo alla fine di questo terzo tempo, palla in mano per gli uomini di coach Impalloni. Entra George Gilmore ed esce Sims. Giusta questa scelta di coach Impalloni perché ci vogliono 3 persone in grado di tirare e far sempre il canestro da fuori. Stefano Atruia ci riprova, non va di un soffio, forse toccato da Bulleri, contropiede, Stoic, segna Stoic. Primi 2 punti per lui dopo un errore al tiro da 3 nel corso del secondo quarto. Per Atruia invece il terzo errore su 5 tentativi. Palla sotto per Lockhart che scarica fuori su Mario Boni, subisce fallo Mario Boni da Riccardo Pettis e questo è un vero scontro nello scontro. Pettis terzo fallo e al terzo fallo primo dei propri compagni a raggiungere quota 3 delle infrazioni personali. Mancano 2 minuti alla fine di questo terzo quarto, Roseto conduce 65-48. Palla dentro Josh Grant, si alza, sfortunato, fallo di Lockhart su Garbaiosa. Per Ian Lockhart il terzo fallo, cambio, entra Monti per Lockhart, momento importantissimo, 1 minuto e 52. 65-48, terzo di Lockhart. È chiaro che la presenza sotto le planche del Barmense ha un peso strepitoso. Quella di Max Monti nel secondo quarto, quando è stato chiamato in campo, sicuramente non lo ha fatto rimpiangere più di tanto, però è naturale che contro Garbaiosa e Nicola bisogna avere in campo sempre il massimo che è possibile presentare per ciascuna formazione, e indubbiamente il massimo è Ian Lockhart, senza nulla togliere al bravissimo Massimiliano Monti che ce la mette tutta per non sfigurare mai. Intanto Garbaiosa realizza il suo 3 su 4 dalla lunetta, fa 4 su 5, preciso. 65-50, più 15 per Roseto, con la 3-2 molto alta, Pettis, Stoic e Bulleri sul lato. Devono attaccarla con calma, cercando il tiro solo quando strettamente necessario. Stefano Atruia, Josh Grant, la dà George Gilmore, 3 secondi, fallo di Marcelo Nicola e Mike D'Antoni si arrabbia. C'è fallo, va bene così perché mancavano solo 2 secondi alla sirena dei 24. Questo fallo permette agli uomini di coach Impalloni di rigiocare di nuovo la palla
con calma per altri 24 secondi. Ed è la cosa più importante, perché così si arriverà ad un minuto dalla fine. George Gilmore, Mario Boni. No, c'è infrazione di passi di Mario Boni. Secondo noi forse era più fallo, dicevamo, in attacco che non infrazione di passi. Comunque l'arbitro ha deciso così. Più 15 per Roseto, 1 minuto e 16, palla a Stoic per i verdi della Benetton. Stefano Troia gli ruba palla, incredibile, davvero. Mario Stoic, che pensate un po', è alto 1,98 m, una guardia croata, ha davanti a sé, ecco Max Monti, perde palla, gli viene rubata da Garbajosa e Nicola in collaborazione, palla sotto a Stoic che va a segnare. Peccato davvero per questo errore di Max Monti, che ha perso la palla sotto canestro sull'assist di George Gilmore. 30 secondi alla fine del tempo. E c'è fallo in attacco di Mario Boni. Fallo in attacco di Mario Boni. Quarto fallo di Mario Boni. Cambio. Luigi La Monica non lo ascolta. Mario Boni probabilmente è consapevole che c'è stato questo fallo, perché non ha protestato assolutamente. Dicevamo Stoic che ha segnato in contropiede dopo che Atuia gli aveva rubato la palla. Avesse fatto un cost to cost con tiro da 3 forse era meglio. Comunque adesso Treviso vuol giocare l'ultimo pallone. 11-10 secondi alla fine, non può arrivare proprio fino alla fine per non esaurire i 24 secondi. Sbaglia Bulleri. Roseto la palla, 3 secondi, deve tirare. Ci prova George Gilmore, che non riesce a farlo per un soffio. Bene così, perché Bulleri aveva sbagliato. 65-52 il punteggio dopo 30 minuti di gioco, e come sempre una grandissima Roseto. Indubbiamente una partita vibrante. Pensate un po' che si è passati dal 50-37 dell'intervallo al 65-52, con esclusivamente un parziale di 15 pari, che ha permesso a Roseto di mantenere i suoi 13 punti di vantaggio che aveva anche al precedente intervallo, e a Treviso di recuperarne però 7, dal momento che c'era stato un attimo esattamente al 6° minuto del terzo tempo dove Roseto aveva raggiunto ben 20 punti di vantaggio, 62-42, infatti segnava il tabellone luminoso in quel momento della gara. Ultimi 4 minuti che hanno visto un parziale recupero degli uomini di Mike D'Antoni, che hanno messo a segno un parziale di 7-0 o giù di lì, 10-3 per esattezza, però va bene tutto così, perché 13 punti a 10 minuti dalla fine contro la Benetton Treviso sono un margine sicuramente molto ragguardevole e del tutto insperato. Ecco Denis Marconato che chiede il cambio. Esce Jorge Garbajosa e rientra Marconato. C'era stato un errore nella impostazione del quintetto da parte dei trevigiani. È un cambio che si può fare perché non comporta nulla. Ci sono i 4 falli di Mario Boni a cui fare ammenda. È entrato Michael X al suo posto nelle file dei bianchi di Roseto. La contesa viene vinta, come era già accaduto anche negli altri 3 tempi, dalla squadra ospite. Palla sotto a Bulleri, sempre a uomo difende Roseto, segna da 3 punti Nicola. È il primo tentativo realizzato dal lungo ospite, sempre difesa a pugno, che praticamente consiste in una 3-2 dove Stoic sta molto di punto per chiudere i frombolieri rosetani, ma George Gilmore segna da 8 metri.
qualunque punta di qualunque difesa adattata a match-up non può far nulla, perché nessuna difesa prevede che l'avversario segni da 8 metri. C'è fallo di Stefano Atruia. Terzo fallo di Stefano Atruia. E primo di squadra in quest'ultimo quarto. Prima allo stesso modo aveva rubato palla Stefano Atruia a Nakbar. Ecco che esce fuori Marcelo Nicola, marcato da Josh Grant, ed ora c'è fallo di Stoic, giovane, inesperto, si smarca in maniera troppo energica da uno Stefano Atruia bravissimo a mantenere la propria posizione. Ora Roseto è in campo con X, ottimo e sempre efficace il cambio, secondo cambio degli esterni. Gilmore e Atruia, i due folletti che la scorsa stagione ci facevano sognare di sovente con le loro bombe a ripetizione. Fuori su X, Atruia su X da 3 punti e segna Michael X, 1 su 1 da 2, 1 su 1 da 3 e Michael X riporta Roseto a più 16. Cambio di uomo, finisce fuori la palla con Stoic che cerca il passaggio a Marconato, lo cerca troppo lontano dal canestro. Pensate un po' che si era creata una situazione di mismatch per cui poteva anche dargliela sotto. Marconato 2,10 metri marcato da Atruia, invece Stoic non è stato abile. Intanto è ripassato a uomo la formazione di Mike D'Antoni su richiesta del proprio coach. 5 secondi, deve tirare, palla sotto, Monti va a schiacciare, Monti si libera sull'asse di Gilmore proprio sull'ultimo secondo prima della sirena dei 24 e va a schiacciare. Ora è Marcelo Nicola che subisce fallo da Monti, terzo fallo per Max Monti. Vedete George Grant che si avvicina a Bruno Impaloni e gli dice: tutto ok coach, non ti preoccupare. I giocatori sono molto attenti, ascoltano il proprio allenatore con tantissima attenzione, segnale ulteriormente positivo. Marcelo Nicola, spalle al canestro, cerca di liberarsi di Josh Grant che non lo lascia per un attimo, va dentro Marconato che schiaccia sull'assist di Bulleri e subisce anche fallo da X. Per Marconato è l'11° punto, passa anche lui in doppia cifra. X commette il secondo fallo, 3 di squadra per Roseto, 1 soltanto per Treviso, 7 minuti e 43. Manca ancora tantissimo, Roseto ha 16 punti di vantaggio da conservare. Realizzato il tiro libero aggiuntivo, quindi i punti ora si sono ridotti a 15. Gilmore e Atruia in posizione di guardia. E uomo però la difesa di Treviso. Gilmore gira la palla, ancora Michael X, si alza, toccato il suo tiro, però c'è il rimbalzo. Fallo di Nakbar su Monti che si era smarcato a rimbalzo d'attacco. Eccolo Josh Grant e rientra Lockhart. Cambio probabilmente concordato tra i due, perché abbiamo visto prima avvicinarsi Josh Grant. Si alza Gilmore da 3 punti, segna e bomba! Bomba di Gilmore. Bulleri va dentro, scarica fuori su Riccardo Pettis. Lockhart gli ruba palla, la dà a Gilmore. Michael X fa un grande numero ed è fallo di Marconato al suo terzo fallo, ma davvero qui ne stiamo vedendo di tutti i colori.
Gilmour segna da 3, dall'altra parte Lockhart recupera la palla, la dà a Gilmour cerca l'alley-up con Michael Hicks che lo sbaglia non per colpa sua ma perché il pallone era un po' troppo lungo. Poi è bravo a prendere anche il rimbalzo d'attacco, cosa alla quale ormai ci ha abituato. Si guadagna il fallo ad opera di Marconato, va in lunetta e sbaglia il primo tiro libero e segna il secondo con il pubblico che lo incita X per vederlo realizzare. Ed ora siamo più 19. Palla sotto, Pittis fuori a Nicola Marconato dentro. Non va questo tiro, ruba quasi la palla a Roseto, non ci riesce. Marconato ha commesso l'errore. Mike D'Antoni, sempre un grandissimo uomo di pallacanestro, bandiera storica della Milano trionfatrice a cavallo degli anni 80 e 90, con lui Meneghin, Pittis stesso giovanissimo, Bob McAdoo, ha vinto tutto con Milano da giocatore, quando Milano era veramente una grandissima squadra, non certo la Decco dei poveri di oggi, quando vinceva tutto e faceva paura a chiunque. Lui era il playmaker, il famoso iniziatore del gioco L, colui che fece del gioco L una cosa spettacolare con Meneghin, si smarcava e giocava. Intanto sbaglia Nicola da 3, prende il rimbalzo Marconato che segna. Roseto alla palla in attacco, va dentro a Truia, fuori su Monti, rigioca la palla, 10 secondi da giocare. Gilmour si alza, scarica ancora fuori, guarda il cronometro Stefano Truia, vola e segna. Fallo di Nakbar e Atruia va a segnare al volo. Fallo di Nakbar, quarto fallo. Canestro buono per Stefano Atruia che è arrivato a 12 punti al tiro libero aggiuntivo. 79-60 per Roseto. Invasione da parte di Max Monti, non va questo tiro libero di Atruia e per Roseto è 79-60 con 19 punti di vantaggio. Palla sotto a Marconato, lasciato colpevolmente solo da Max Monti che fa l'aiuto un po' troppo accentuato. Marconato, ultimo baluardo di questa Treviso, che comunque non vuol morire, sa di dover conservare, comunque sa di dover lottare per tenere la testa della classifica. Si è trovata di fronte oggi, si sta trovando di fronte una Roseto assolutamente incredibile. Jan Lockhart non conquista il rimbalzo, scivola. Michael Hicks, Gilmour gli ruba palla e va a segnare. Bravissimo. Segna da 3 punti Nicola, seconda bomba per lui. Intanto George Gilmour aveva rubato palla a Tyus Edney, aveva segnato, più 16 ancora per Roseto che ha palla in mano e va a girare la boa degli ultimi 5 minuti, 81-65, davvero una partita incredibile. Max Monti, realizza Max Monti dalla lunetta, chiede time out Mike D'Antoni che come vedete è impassibile, non fa mai grandi scenate, lui che ha allenato anche Denver, pensate un po' nell'NBA, quindi non un allenatore così di quelli che passano ogni tanto, ma un grande coach. Intanto commette fallo Michael Hicks. Ci sarà rimessa dal fondo per Treviso, ha raggiunto solo adesso il bonus Roseto. Punteggio 83-65, 4 minuti e 39 alla fine. Una Roseto che sta disputando una grandissima partita, potendosi permettere anche il lusso di alternare i suoi due lunghi titolari Lockhart e Grant, con qualche minuto di fiato ad opera di un Max Monti comunque estremamente efficace, come d'altronde sempre in ogni occasione quando è chiamato in causa, e con il lussissimo di non far giocare finora neanche un attimo l'ultimo tempo a Mario Bori, che lo ricordiamo ancora una volta è attualmente il miglior cannoniere del campionato italiano ed è, pensate un po',
primo sia per punti totali 381 sia per media partita 22,4. Oggi la sua media sarà un pochino sporcata perché in questo 19esimo impegno di campionato si trova ad aver segnato soltanto 11 punti, ma va benissimo così. Resta sempre il capitano, la bandiera, il simbolo di questa Roseto che ci fa comunque sognare. Tyus Edney contro George Gilmore, si smarca Marcelo Nicola, grande difesa di Max Monti e Garbajosa però che trova il canestro. Pensate un po', una formazione che quando non trova il canestro dei piccoli, davvero deludenti questa sera, se non Bulleri che quantomeno qualcosa ha fatto, gli altri Stoic, Nakbar, Cicalkin e lo stesso Pittis assolutamente insufficienti. Ecco Stefano Atruia, si alza da 2, non va, tiro corto, peccato, forse poteva tirare da 3 punti. Marcelo Nicola, guardate con che facilità va in contropiede, non va questo tentativo da 3, peccato però che poi il rimbalzo l'abbiano preso loro. Tyus Edney da 3 punti, non va neanche lui, rimbalzo a 2, via il contropiede. Si ferma giustamente George Gilmore, la dà fuori, ancora Michael Hicks, 3 punti, non va, sfortunato. Grande circolazione di palla da parte di Roseto ed ora alla fine Pittis che segna, sfortunata questa Roseto, esclusivamente sfortunata davvero. Ha giocato grandissimi palloni, esce Hicks che viene complimentato dal proprio coach con una bella pacca sulla testa, grande anche la sua partita, ha sbagliato davvero pochissimo. 2 tiri liberi per Atruia per il fallo subito da Bulleri a tutto campo, primo fallo per il playmakerino vice play della nazionale. Atruia realizza il primo tiro libero, non il secondo però. Si alza da 3 punti Bulleri, incredibile la sua precisione dall'arco dei 6,25. Infrazione di passi, coach Impaloni chiama immediatamente time out per dire ai suoi di stare calmi, non serve assolutamente affrettare. Atruia se ne fa ammenda, vedete, si scusa l'allenatore con i compagni, dice non c'è fretta, indubbiamente. 84-72, 2 minuti e 57 alla fine, più 12 per Roseto, che ha subito un piccolo break di 5-0. Determinato principalmente dalla mancata realizzazione in attacco di 2 tentativi di tiro anche abbastanza comodi, uno di Hicks da 3 punti e uno di Atruia da 2, ma comunque determinati anche dal fatto che Treviso non ci sta a perdere così facilmente. Pensate un po' che a 3:30 dalla fine il punteggio vedeva in vantaggio Roseto per 84-67, ben 17 punti, e quindi è naturale che Treviso non voglia lasciarci le penne in maniera così netta, chiara. Edney ne commette un'altra delle sue. Onestamente non capiamo perché coach D'Antoni lo continua a tenere in campo, sta sbagliando un po' troppo. Palla George Gilmore sotto a Josh Grant. Mario Boni va dentro e segna. Pittis si è distratto un attimo, intanto Bulleri commette fallo e il quinto fallo di Mario Boni, lascia il campo con 13 punti. Grande Mario Boni, merita una standing ovation comunque importante. Rientra Alvin Sims che certamente in questa gara è stato strepitoso.
nel secondo quarto, quando Roseto ha allungato in maniera netta e perentoria, ha realizzato ben 10 punti consecutivi, di cui 4 su schiacciate impressionanti in contropiede. Intanto Bulleri sbaglia il primo tiro libero. 2 minuti e 27 alla fine, segna il secondo il playmaker trevigiano. Ecco George Gilmore che va via in contropiede proprio su Bulleri. Palla Stefano Truia, devono girare con calma. Eccola qui la palla sotto a Lockhart che segno. Gilmore ha fatto 2 assist molto belli. Il primo è stato su fallo intanto di Alvin Sims, quarto fallo anche per lui, 2 tiri liberi per Riccardo Pittis, dicevamo ha fatto 2 assist bellissimi, uno su Boni nell'azione precedente, uno adesso su Lockhart. Non va il tiro libero di Riccardo Pittis che, come dicevamo all'inizio di telecronaca, non è certo precisissimo. Sbaglia anche il secondo. Gilmore perde palla perché è toccato probabilmente Nicola Garbajosa da 3 punti, non va. La tocca Garbajosa, quindi errore da 3 punti di Garbajosa. George Gilmore prende il rimbalzo Lockhart che la dà fuori. Bravissimo Jan Lockhart, una assoluta sicurezza. Gilmore perde un'altra palla però, segna Edney in contropiede. Eccolo Stefano Truia che va in palleggio, non ha paura di tener palla, è bravissimo. La dà a Grant a Lockhart. Lockhart si alza, cerca un tiro dalla lunetta, non lo trova, poteva anche tenere ancora la palla di più. Ultimo minuto, 60 secondi al termine, Roseto 88, Treviso 75, ma Treviso secondo noi ha mollato. Ed ora tutto il pubblico si alza in piedi a festeggiare. Sotto di noi nella postazione in tribuna c'è il padron Martinelli che è il primo tifoso ad alzarsi in piedi e a festeggiare. Palla sotto per Alvin Sims che la perde, ma ormai dicevamo non vediamo certamente una formazione convinta. Garbajosa va a schiacciare, schiacciata ininfluente, ha mollato proprio Treviso. Ecco George Gilmore che va in attacco, la passa ad Alvin Sims la scarica fuori, non c'è più la convinzione per rimontare. Jan Lockhart si alza, la ridà fuori, 14 secondi, la partita è finita. Cari amici in visione sui nostri teleschermi, Franco Francia vi può dire una cosa: oggi abbiamo visto una Roseto fantastica che ha stradominato contro la prima in classifica e ha dimostrato una volta di più, se mai ce ne fosse stato bisogno, che non è certo la posizione giusta quella che occupano in classifica i ragazzi di Coach in Palloni. Possono certamente ambire ad arrivare ben più in alto. Il punteggio finale è 88-79 per la formazione di Coach in Palloni. Vincono gli uomini in maglia bianca di Roseto, vince soprattutto una città, una squadra, un cuore che è molto più di quello che potrebbe vedersi scritto sui tabellini, sulle statistiche. Roseto è stata grandissima, ha stravinto, va a ricevere il ringraziamento del proprio pubblico, dei propri beniamini che sono i primi ad essere sempre contenti, vengono anche di fronte ad ogni avversità, anche di fronte a tante sconfitte, poi alla fine
vengono sempre a tifare Roseto e eccoli qui che possono festeggiare insieme ai propri beniamini. Roseto, Euro Roseto batte la capolista Benetton Treviso 88-79 dal Palasalara Franco Francia, e i cameraman vi danno il più sentito ringraziamento per averci fatto compagnia durante queste 2 ore di trasmissione, ma soprattutto vi danno appuntamento tra un mese quando Roseto scenderà in campo contro la Metis Varese. Adesso infatti ci sarà il turno di riposo in campionato, poi la